Eder. Mech. Pallister. Liliana Resinovic. Aiuto. Torna la coppiata vincente Garofano-Cattaneo che pretende che per 3 settimane il corpo di Liliana è stato sul luogo del rinvenimento senza gli attacchi di formiche, insetti, gatti, cinghiali, eccetera. Torna la coppia vincente che propalo che il mezzo lesivo contro Serena Mollicone era alla porta della caserma di Arce. Siamo in mano all'arte della fallacia congetturale. Saman è stata condannata a morte dalla sua famiglia, la requisitoria della Procura Generale nel processo d'appello. Nuovi dettagli sulla sepoltura e sul ruolo dei cugini. 10 ore di udienza, 5 delle quali dedicate alla requisitoria della Procura Generale. Si è consumata così la quinta tappa del processo d'appello per l'omicidio di Saman Abbas. La 18enne di origine pakistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021 nelle campagne di Novellara, in aula, a Bologna. La voce della sostituta procuratrice generale Silvia Marzocchi ha tracciato un lungo, articolato e a tratti commosso atto d'accusa nei confronti dei familiari della giovane. Saman è stata condannata a morte da tutta la famiglia. L'omicidio era premeditato, la fossa è stata scavata prima. Non ci sono dubbi, ha scandito la PG, aprendo un flusso continuo di ricostruzioni, elementi probatori e riflessioni sul contesto culturale in cui si è consumato il delitto. Durante la requisitoria, Marzocchi ha fatto ascoltare in aula un vocale inviato da Saman al fidanzato, in cui la ragazza parla con voce dolce, ma intrisa di tristezza, un momento di forte impatto emotivo, che ha riportato al centro dell'attenzione la vittima, la sua voce, i suoi sentimenti e le sue paure. Quelle parole, ha detto la PG, sono un monito per tutti noi. Dobbiamo cercare la verità su quella notte terribile. In primo grado, il padre e la madre di Saman, Shabar Abbas e Nazia Shahin, erano stati condannati all'ergastolo. Lo zio Danish Hasnain aveva ricevuto 14 anni, mentre i due cugini Nomanulak e Ikram Ijaz erano stati assolti. Una decisione, quest'ultima, duramente contestata dalla Procura Generale, che ritiene i due cugini coinvolti a pieno titolo nell'esecuzione dell'omicidio. È stato un errore assolverli, ha affermato Marzocchi. Il litigio e l'esplosione d'ira di quella sera? Una messa in scena. La fossa era già pronta il giorno prima, era tutto pianificato. La Corte di primo grado ha cancellato prove decisive, ha travisato le testimonianze, ha ignorato accertamenti peritali e costruito un'interpretazione che offusca la realtà. Secondo l'accusa, il delitto non fu frutto di un impeto improvviso, ma è il risultato di una decisione lucida e condivisa all'interno del nucleo familiare. Motivata dalla volontà di lavare il disonore per l'emancipazione della ragazza e la sua opposizione a un matrimonio combinato. Uno degli elementi su cui la Procura Generale ha insistito con maggiore forza è il video registrato il 29 aprile 2021, in cui si vedono Danish Hasnain e i due cugini maneggiare delle pale. Secondo la PM Reggiana Maria Rita Pantani, quel filmato rappresenta una prova schiacciante della premeditazione. È il momento in cui scavano la fossa dove poi verrà sepolta Saman. Non ci sono margini di dubbio. La Corte d'Assise di Reggio Emilia aveva invece ritenuto che la decisione di uccidere fosse maturata all'ultimo, durante una lite. Una lettura ritenuta troppo indulgente da Marzocchi, che ha sottolineato come i giudici di primo grado abbiano sottovalutato completamente il contesto culturale e familiare. Non si uccide una figlia per uno scatto d'ira. Se fosse stato davvero solo un momento di rabbia, l'avrebbero chiusa in casa, le avrebbero tolto il telefono, non l'avrebbero condannata a morte. Ampio spazio è stato dedicato anche alle dichiarazioni del fratello di Saman, che aveva accusato i familiari ma che in primo grado era stato ritenuto inattendibile. La Procura Generale ha ribaltato questa valutazione, definendo il giovane come un testimone credibile che ha raccontato i fatti per come sono avvenuti, con precisione e coerenza. Durante l'udienza è stato ascoltato anche l'archeologo forense Dominic Salsarola, che ha analizzato il luogo del ritrovamento del corpo di Saman. Avvenuto il 18 novembre 2022 in un casolare abbandonato vicino a casa, la salma fu deposta con ordine, in posizione supina,
con il volto rivolto verso l'alto e le braccia spostate verso destra, non fu gettata, ma calata nella fossa, quasi con rispetto, anche se forse non è la parola giusta. Secondo Salsarola, ad agire dovevano essere almeno 2 persone, è improbabile che sia stato fatto tutto da uno solo. Un'opinione diversa è arrivata da Pier Matteo Barone, consulente della difesa dei cugini, che ha sostenuto che una sola persona sarebbe potuta bastare. A questo punto è intervenuto lo stesso Denis Asnain, rendendo dichiarazioni spontanee: ero presente quando hanno scavato la buca, ma quando hanno seppellito Saman non c'ero più. Mi avevano chiesto di aiutarli, ma mi sono rifiutato. Quando ho detto di no, mi hanno detto di abbassare la voce. Poi si sono allontanati con il corpo. Io sono tornato a casa, ero sconvolto, ho pianto per 20 minuti. Tuttavia, nelle dichiarazioni precedenti, Asnain aveva ammesso di aver aiutato a spostare la terra, una contraddizione che lui stesso ha cercato di chiarire in aula. Sì, ho aiutato a spostare la terra, ma non ho partecipato alla sepoltura. Secondo il perito Salsarola, il suo racconto è compatibile con gli elementi tecnici raccolti sul campo. Un dato, ha osservato l'avvocato dello zio, Liborio Cataliotti, che rende credibile almeno questo segmento del suo racconto, e costituisce una chiamata in correità. La requisitoria della Procura Generale non si è conclusa e riprenderà lunedì pomeriggio. Sarà allora che la PG Marzocchi formulerà le richieste di condanna davanti alla Corte d'Assise d'Appello presieduta dal giudice Domenico Stigliano. Una cosa, però, è già chiara: l'accusa intende andare fino in fondo, ritenendo che tutti gli imputati abbiano avuto un ruolo attivo e consapevole nel piano di eliminazione della giovane Saman. Più parole, ha detto la PG, avrebbero dovuto essere scritte per restituire l'umanità, l'atrocità, il contesto e la modalità dell'uccisione di questa povera ragazza. Una perquisizione silenziosa e discreta. È quella avvenuta nei giorni scorsi a Prignano, in provincia di Modena, nell'abitazione dove vive Alberto Ruggi, fratello di Daniela Ruggi. La 31enne scomparsa nel nulla a settembre dello scorso anno. Un'operazione investigativa tenuta sotto traccia, tanto che la notizia è trapelata solo ora, a distanza di quasi un mese dai fatti. La casa oggetto della perquisizione è la stessa in cui l'uomo risiede con la madre e un'altra sorella. Entrambe risultano completamente estranee all'attività svolta dai carabinieri su disposizione della Procura di Modena. Su quello che gli investigatori cercassero tra le mura domestiche, e sugli eventuali esiti dell'operazione, al momento non è dato sapere. Il riservo è assoluto. A parlare, seppur con estrema cautela, è solo l'avvocato di Alberto Ruggi, Deborah De Cicco. La legale ha precisato in una dichiarazione ufficiale: mi limito a dire che qualunque attività investigativa, semmai realizzata, nei confronti del mio assistito, non è per nulla afferente ai fatti di scomparsa della sorella Daniela Ruggi. Parole che sembrano voler allontanare qualsiasi collegamento tra la perquisizione e l'inchiesta ancora aperta sulla misteriosa scomparsa della giovane donna. Se così fosse, e cioè se la perquisizione fosse davvero slegata dal caso di Daniela, allora il fascicolo da cui scaturisce dovrebbe riguardare un'altra vicenda giudiziaria. E in effetti, un'ipotesi plausibile è che si tratti di un'indagine nata a seguito della lite familiare tra Alberto Ruggi e una zia. Episodio che in passato aveva già attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Ma non è l'unica possibilità, le autorità non escludono che si tratti di un nuovo filone investigativo. Certo è che la perquisizione non rientra nell'ambito del procedimento aperto dopo la denuncia presentata da Daniela il 6 aprile 2024 nei confronti del fratello per lesioni personali e tentata violazione di domicilio. In quell'occasione, secondo quanto raccontato dalla giovane, Alberto avrebbe tentato di entrare con forza nella casa di Vitriola, di proprietà dei nonni e successivamente ereditata in comproprietà con la sorella. L'intento, spiegò l'uomo, era quello di constatare di persona in quali condizioni vivesse Daniela, ma lei gli sbarrò il passo. Nella concitazione, la giovane si ferì a una mano con un vetro della porta. Tuttavia, anche questo fascicolo non è all'origine della perquisizione, poiché il pubblico ministero aveva già chiesto l'archiviazione un mese fa.
il giudice per le indagini preliminari non ha accolto la richiesta per un vizio di notifica, non entrando però nel merito. Il problema? L'impossibilità di notificare il provvedimento alla persona offesa, ovvero a Daniela Ruggi, scomparsa ormai da mesi. Proprio per ovviare a questa lacuna procedurale, è stato nominato un curatore speciale. Si tratta del sindaco di Montefiorino, Maurizio Paladini, che lo scorso 29 marzo ha ricevuto la nuova istanza di archiviazione. Un passaggio necessario perché la madre della ragazza, già curatrice speciale in ambito civilistico, non poteva essere coinvolta anche in ambito penale per un evidente conflitto di interessi. Trattandosi di una vicenda che coinvolge entrambi i figli. Ad oggi, non risulta che il sindaco abbia presentato opposizione. Un passaggio che appare improbabile, anche perché Paladini, pur nella sua funzione, non ha accesso a elementi tali da contestare la richiesta della procura. Intanto, a Rimini, si continua a scavare nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni ritrovata senza vita nel sottoscala del proprio condominio il 3 ottobre 2023. Il principale indiziato resta Luis da Silva, 34enne senegalese, che all'epoca dei fatti viveva nello stesso edificio con la moglie, Valeria Bartolucci. La posizione dell'uomo, già delicata, potrebbe complicarsi ulteriormente dopo le ultime intercettazioni inserite nel fascicolo dell'inchiesta. In particolare, 2 conversazioni, una telefonica e una avvenuta in carcere, mettono in dubbio l'alibi fornito dalla moglie, che nei mesi scorsi aveva assicurato agli investigatori che quella sera da Silva era andato a dormire alle 22,10. La prima intercettazione risale alla sera del 26 marzo 2024, 5 mesi dopo il delitto. Valeria, al telefono con il marito, sembra svegliarsi di soprassalto e, accorgendosi della sua assenza, domanda con tono sorpreso: "Dove sei? Perché esci sempre così di casa senza dire nulla?" Lui, tranquillo, replica: "Faccio un girettino", parole che, agli occhi degli inquirenti, suggeriscono un'abitudine radicata. Da Silva era solito uscire di casa senza avvisare la moglie, forse proprio approfittando del momento in cui lei dormiva. Questo elemento mina alla base la credibilità dell'alibi fornito da Valeria per la notte dell'omicidio. Ma c'è di più. Il 4 settembre 2024, quando da Silva era già detenuto, la moglie si reca a trovarlo in carcere. Anche quel colloquio viene registrato. E proprio in quell'occasione, parlando con il marito, Valeria sembra ipotizzare che lui fosse effettivamente uscito di casa la sera del delitto, invitandolo persino a costruirsi una linea difensiva alternativa. Ora gli inquirenti dovranno provare che eri sulla scena del crimine. Anche se fossi uscito, tu al massimo potresti dire che eri sceso a buttare la spazzatura, ma non l'hai detto per paura che ti accusassero per il colore della tua pelle. Una frase che smentisce in modo clamoroso la versione fornita in sede ufficiale. Nonostante i sospetti, Valeria Bartolucci continua ad affermare di non credere che suo marito sia l'assassino. Ma allo stesso tempo, scarica tutta la responsabilità morale della situazione su Manuela Bianchi, la donna con cui da Silva aveva intrecciato una relazione extraconiugale e che è anche la nuora della vittima. In carcere, Valeria si sfoga col marito: "Devi cancellare tutte le foto con Manuela, devi far sparire i vestiti che ti ha regalato lei. Quando uscirai da qui, lei cercherà di nuovo di tornare da te." Le intercettazioni sono ora agli atti dell'indagine, che conta già 24 documenti trasmessi al giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini. Entro la fine della prossima settimana sono attese 2 decisioni cruciali. Quella dello stesso GIP sulla richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa di Da Silva e quella del Tribunale del riesame. Il punto più critico resta la tenuta dell'alibi dell'indagato, ritenuto sempre più fragile, non solo per le contraddizioni evidenziate dalla moglie, ma anche per altri dettagli. Tra questi, il malumore crescente di Valeria nei confronti di Manuela, che secondo gli investigatori potrebbe avere un ruolo, diretto o indiretto, nel movente. Il prossimo appuntamento giudiziario sarà il 28 aprile, quando si concluderà l'incidente probatorio incentrato su un dettaglio decisivo.
Il colore della pelle del soggetto ripreso da una telecamera di sorveglianza posta nei pressi di una farmacia vicina alla scena del crimine, la notte del 3 ottobre 2023. Il perito nominato dal giudice sarà chiamato a esprimersi su questo punto chiave. Se non arriveranno elementi nuovi, Da Silva potrebbe restare in carcere fino al 16 luglio, termine massimo della custodia cautelare. Superata quella data, sarà inevitabile una richiesta di rinvio a giudizio, con la possibilità concreta che il processo davanti alla Corte d'Assise di Rimini si apra già entro la fine di settembre. Nel frattempo, la famiglia di Pierina Paganelli attende con dolore e determinazione risposte da un'indagine che, seppur lentamente, continua a far emergere tasselli preziosi per comprendere dinamiche, responsabilità e verità. Panzan, pan pan, pan pan, san san panzan, ra ra. Panzan, 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 panzan. Charity Oburi Edeme Panzan, 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 san san panzan, 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 panzan. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.